Canta Napoli, Napoli matrimoniale. Dopo i confetti sono usciti i difetti, caro Giovanni, mo che ce vuoi fa? Se riflettevi e sebbene puntavi, tutti sti guai non sti va a passare. Mo chiagnetti disperi e hai voglia da Luca, che non c'è stato divorzio e tutte le azzucca. Ti è piaciuta, tienati la cara cara, la buttaste sull'altare, tutto cazzo insieme. Ogni tanto caccia la capuzzella accanto e si mette a Luca. No, io ce l'ho già detto tanta volta allo giardiniere. I pochi che ho ne visto, o vengono poche spognate e te lo faccio morire. Meglio che cara malata, è meglio che mora. Perché io questa vita non la posso fare. Non va in campagna, non va in divertimento, se non mi porto pure a me. Non ti vado solo di camo secca. E che se che le chiumo fatta a nerva? Perché dico come? I cazzo figliura già essere trattate in questa maniera. È una femmina avanzata. Ha avuto anche la sorte. Qua non c'entra la femmina avanzata, no. Quando tuo marito va bene alla moglie, non ci bada con cane più. Con cane più. E non tornare avanti in più risso. Babbo, rincere che mi ascoltasse a noi, se capito? Io non metto paura di nessuno. Io voglio accattare roba oggi. Tras. Tu mi stai sentendo a me, capito? Sono un padrone tu, Nicola Cecere fa quello che vuoi, io compro la roba che voglio io. Hai capito? Nonna Conciti, voi state qua. Buongiorno Rosina mia. A che storia, beh? A che storia? A quest'ora, sì, a quest'ora perché mi sono preso un poco con quel colorista, il Nicola Cecere. Allora un po' che stai pigliando per mano, Cicci, a roba un po' a tavola dell'artista, mi raccomando. Tutto bene, però si sente quello di un altro po'. Cicci! La tavola mia è che? Mi sei pigliato sta roba? Pare che non so, scusate, non ha concerti di sporcata. No, è cosa niente. No, è cosa di niente, quello è ignorante, scusate. Arriva, ma donna Concetta. Tu fai solo male, ma è una cosa. Signor, e che so sti quattro? Puparolo o mulignano? No, sono Pumarolo. Guarda, guarda, imparo tuo mestiere. Colori di nuova generazione, ratti e paramatti. Fatelo pare piatto. Una bolognese e una genovese. Vai, ci metti un ricurai. Ma state zitta che sei in peggio di chi, sì. Voi dovete sapere che io mi compravo sempre i colori di Nicola Cecere, antico colorista di tutti i miei colleghi. Ma stai proprio sotto in coppa perché tutti quanti noi ci stiamo comprando i nuovi colori, ratti e paramatti. Ma non dato Nicola Cecere, ma che sono stati che ci hanno fatto per troppa una bocca. Io non so niente. Io mi compro i ratti e paramatti perché tiene roba buona, fine ed economica e poi nuova generazione e progresso che devo dare conto a te. Si capisce, devi dare conto a me. Io arrivo sotto il tuo palazzo e ti faccio vedere il progresso, quello che sa fare. Ma minacciate, capito? Io non mi metto paura dei suoi minacci, mi metto paura di nessuno. Sul ramutiere. Anzi, vado all'ispettore di pubblica sicurezza e faccio passare una guardia capace. È facito proprio buono. Sentite, Don Felipe, ma sti colori di paramat, che vantaggio tengono? Non sono come i colori antichi. Ma signora mia, è tutta un'altra cosa, è nuova invenzione. Non so quanta maraglia hanno avuto per questo. Ma perché? Mo te lo spiego. Allora, prima di tutto, i colori sono sempre freschi, chiari. Il rosso paramatti è chiaro, vivace, brillante, lucido. Il rosso antico è pallido, scolorito, tramortito. Il nero, vedete, è forte, carico, vellutato. Il nero di una volta, invece, è matto, falso, è roba 15 anni, esce bianca sotto un'altra volta. Sapete, nei colori di ratti e paramatti, il pennello del pittore scorre che è una bellezza. Con una mano facete una piezza roba. Un povero artista come me, col colore antico,
Ci ha da studiare 3-4 volte per venire vicina e tante volte non ce la fa manca, avete capito? Ma allora che va tu, sto Nicola Cecere, chiudesse la bottega e non ci pensasse più. E che la carissa fa pure tu. Si sa, questo è il mondo, è vero, le cose nuove cacciano quelle vecchie. Poi c'è ancora gente che non lo vuole capire. Qua siamo in pieno progresso, tutto è progresso. Che ci volete fare? È tutto progresso. Pure in macchine 10 anni fa, ma non servono più. E che ne fanno? Si intende, signore, ce l'ha Madani. Che volete fare? Quando era vicino a una macchina che era vecchia 10 anni più, ma che già fa? Nessuno sa accanto, nessuno la va trovando. Ogni tanto ci mettono poco voglio vicino per andare a fare ruggini, sapete, poi ve ne parliamo. Scusate, può convincere. Cici? Cici? Uè! Nicola Cecere, tu stai calmo! Non sai ma come te ci cacciare? Perché Don Fili, comandate. tu, comandante! Tu mi stai affogando, anima! Prima mangi sono andato con Nicola Cecere e si fa arrivare in mano. Allora sono intervenuto. L'hai spiato con quello, l'hai strugnuto. E mi stai mandando all'ospedale! Che è? Che è stato? Ora che mi ricordo. Non vedi a prima mattina, ti fa male! Non la rinuncia a Zarillara. Che ha fatto? Ma gli stai mettere un po' che parata un coppo alla mezzanina, che ha già fa? Quante volte dice che io non sono un pittore di parati? E imparare, io sono un grande artista, ti vieni insieme a me. Cos'è il tuo padrone? Un decoratore. Bravo. E poi? Un ornamentista. E infine? Un grande pallista. Acquarellista, no grande palla, tu capisci niente nella vita tu. Stiamo a sentire a me. Tu la donna ma non c'è alzare là, se ci vuoi mettere un parato, ci vuoi mettere tu perché io non mi metto a fare il parato. Dopodiché vai a lascia la bottega e dici se vuoi una cagliestra a fare capo. Vabbè. Va bene, capito? Permettete? Permetto. E via di sciacquare un po', guarda là, guarda. Quando concedì, vostro marito come vi porta? Ah, non ne parliamo. Non ne parliamo se non mi fate mettere di cattivo umore. Ogni momento gli asti mogliorno che mi scusare. Ma perché dite questo? Voi siete ancora una bella donna. La vista va spassare, la vista passa allegramente. E va bene. Donna Concetti, volete venire un poco dentro con me? Voglio far vedere certa roba che mi ha pigliata l'altro giorno, Luisella, vai in da roba con me e piglia quegli abiti in pezza. Subito. Volete venire? E come no, con piacere. Permettete, Don Feli? Fate. Dimmi cara. T'ha geritto tanti volte in un vaum cuso cancello. Va trova qua giorni chi sta da piglia schiaffo. A me? A te, sì a te. Ok, ma perché sta paura da fa? No. E allora bada a quello che fai. Ricorda che mio nonno era spagnolo. E gli spagnoli per la gelosia sono tremendi. A me, quando era picceretta, ma chiamava la spagnoletta. Quel sangue tengo nelle vene. Pensa che se mi tradisci io sarò terribile. Feli, guardami dall'occhio. Terribile. Bada a quello che fai. E cammina dritto. Ma chiamava una spagnoletta. Ma tu sei una pippa vecchia, sì. Mannaggia un momento che mi ha censurato, mannaggia un momento che facete che la sorte di bestialità. Ma quanto è buona che la donna Concettina! Che occhi che te! Ogni volta che la vedo mi sente felicità tutta la nervatura. Mannaggia che deve essere per forza. C'è il vincolo dell'amicizia, sapete? È moglie di Michele, il mio amico. Ma è buona assai. Non mi tempo. E voi sono felice, sono Non felice. mi avete ragione, non mi Che tempo. vai trovando? Dentro c'è la sarta. È stato a lui, falla parlare con mia moglie. Sì, ma io forse sono venuto perché la padrona è indecisa tra questi due capi e stoffa. Per la poltrona. No, non lì, tu un vestito. No, vestiti, solo io pitto per i vestiti di mia moglie. Volete? Quindi volete un parere mio? Sì. Per un vestito di mia moglie. Quello là, questo mi pare l'altro, no? Grazie, non ve li prenderemo l'altra. Aspetta un po'. Ma che me l'hai venuta a girare a fare? Quella la signora ha detto.
Felice non ha buon gusto, vedi quale gli piace, a così saccio quella che non devo prendere. Che ci passato qua in sta casa? Non lì, state d'accordo. Tu stai a quanta catacaccia a cadere, ne capi, fatto che spirito. Date diritto. Vieni in classe hai. Oh. Buongiorno Felice. Ui, Michele Bello. Ma Certinetta è entrata qua? Sì, sta dentro con mia moglie la sa. Ah, è entrata qua, è brava, è brava. È bravo, è bravo. Michele, Sì. tua moglie Sì. sta dentro con Sta mia dentro. moglie e la sa. Ah, con tua moglie la salsa. È brava, è brava. Michele, ma sei sta antipatica la sa? No, è perché? No, dico, no, te ne un po' arrabbiato. Felice mia, è una femmina che È la una femmina, mica la saccio bene. Che qualche giorno di questo mi fa una coppa bascia. Esagerato. Capriccioso, esigente, io non so che vuole da me. E io mi sono ammogliato per stare quieto in casa, per trovare un poco di sistema, insomma. Io volevo trovare una donna che voleva fare la moglie. Niente, quello invece voleva il marito a propria disposizione. E poi e si può divertire, vuole andare a teatro. E ma posso mai fare questo? Michele, ma che ti devo dire? È femmina e si deve compatire. Per esempio l'altro giorno, no? Capo. Io torno stanco, ucciso dalla fatica che non ce la facevo più. Io desideravo il letto, bello, comodo. Niente, e mo se da parlare dello cappello, e mo della peste, e mo del mudisto. È un affare serio. Ah, a te succede questo? Michele, ma state zitti che è meglio. Tu torna a casa e trovi una bella figliola che può parlare in bestia, in modista, poi si a divertire, da far divertire. Io torna a casa e trovo un cuofano di patata che va trovando di sapere che sono state. E perché sono state? Con piagge tricate, a Roma. Michele, Lì. il può essere cianciato, No. ruccuriato. Oh, Felice. E lo devo fare. Volendo, lo devo fare. La signora gli acchiappa pure immazzato. Tavatto! Qualche volta. No, a me questa cosa non mi succede. Se solo mia moglie pensasse, io, a scannassi. Sì. Bufali, a te poi è successo perché tu con la sua dote ti sei acconciato. Michele, ma che dote? Ma qua parlavo sempre di dote. 8.000 lire miserabili. Siano pure 8.000 lire miserabili, ma ti sono giovane. Feli, io diciamo la verità, io non sono un donnaiuolo. No. Non lo sono mai stato. Niente, proprio un pezzo di ghiaccio, Bravo, Michele. per questo mi sono sposato. Poi non sono mai andato per night, locali. Feli, io non ho mai avuto un amante. Che vuoi fare l'amante con tua moglie? Basta, Feli, ho deciso. Mi devi prestare un po' come c'è nella tua cameriera. No, Michele, però! Sciogli moglie, sembra, dai, che chiamata, No, che capite? È per mio nipote Celestino. Ah, serve una femmina a tuo nipote. No, quando si noioso lui non ha tempo per le donne. Lui pensa solo alla sua filosofia. Tuo nipote? Sì. All'età sua? Sì. E quando è vecchia, che pensi? No, aspetta, mi deve accompagnare mio nipote al collegio. Ah. Io non ho nessuno, me la può accompagnare lui sempre. Ah, meno, ma Non mi grazie. dispiace. Mica ti dispiace, meno, ma mica ti Ma non dispiace. capisco perché tu non ci puoi andare. È perché non ho un minuto di tempo. E adesso devo andare dal mio avvocato e chissà che ora mi spiccia. E poi stasera devo andare sopra l'albergo e devo stare là tutta la notte. Ah, mica dici la verità all'amico tu, dici la verità. Che vai facendo in coppa agli alberghi tutta la notte? Feli. L'ho capito, tra uomini. Feli. Dici. Hanno cacciato la voce che in questo albergo ci stanno i spiriti. Te no, gli spiriti. Mica, gli spiriti che si dicono? Ma che ne so, dice che si sentono delle voci, dei rumori. Allora il proprietario, anzi l'albergatore vuole sciogliere permetti? l'affitto. Sì, prego. Invece che fa il proprietario? Dice che questi rumori, queste voci sono i rumori che stanno, anzi i lavori che stanno facendo già le fognature. Invece l'albergatore che vuole sciogliere l'affitto. E allora hanno fatto la causa e hanno nominato me come perito, capito? E quindi devo andare là. E tu non mi tappa. Ma ne va su per là. Ratti e paramani, che intelletti, non è giusto. Sì, non devi dare paura. Paura. No, ma tu sei grosso. Guarda. Chi può credere agli Ma spiriti? sì.
Oggi fai un po' di impressione, però. Devo dire la verità, un po' di impressione. Ma che devo io fare? Mi potevo negare? No. Feli, io sono pagato. Hai ragione. E dimmi una cosa, tua moglie Kate che manchi da casa tutto l'anno. Non le ho detto niente. Quando è domani mattina mi ritiri? Esatto. E che la cavessa fa pure come Guillermo, Michele. È permesso! Qui, trasi, ce ne sti trasi, Posso entrare? Sì, come no, quello felice e contento, sì. Sono contento. Vai, sono contento. Grazie, troppo buono! Ma se vi do fastidio me ne vado di nuovo, Oh, guarda, ma quello felice proprio questo mi ha Io detto. ti fai aspettavo Don Celestino. Io non ho potuto trovare un libro che mi serviva necessariamente. Ieri sera l'ho lasciato qua. Sono venuto a domandare se l'avete visto. Voi dove l'avete lasciato? Non so, mi pare su quella tavola là. La tavola mia. Permettete che vedo. Fate. Grazie. Attenzione, ratti e paramatti sono i colori, Michele, Dimmi, Feli. come è curioso su aiuto. Educazione di collegio. Più amore che talento, che te ne kill. Stai vedendo proprio la faccia. Ti spiego, non ha né mamma né padre, poverino. È cresciuto. Chi è cresciuto? No, Feli, che capite? È orfano. È orfano. E quello però devo dire che mi è sempre stato a sentire. Io gli ho detto, se tu studi, tu te lo trovi. E me quello così ha fatto. Studi sempre. Sa sempre con un libro a mano. Bravo. A proposito, l'avete trovato? No, devo vedere meglio dentro. Feli, ma tu facci per i comuni Mica, che fa? Aspetta, ce ne si vieni qua, vieni. Fai sentire a Felice, fai sentire. Tu a chi vuoi bene? No, Gigi, io non lo voglio dire. Sì, dici, quello Felice lo voleva sapere. Dici. Sì. Io voglio bene a 3 persone. E sono? Padre, figliuolo e Spirito Santo. Gigi ha detto padre, figliuolo e Spirito Santo. Non lo fa ridere. Padre, figliuolo e Spirito, faccio ridere. Dici, forza. Mio zio, mia zia e il mio maestro. I miei amici sono i libri, la penna e la carta sono i miei parenti. E un calamare o nonna. Gigi ha detto lo calamare e lo nonno. E la famiglia di tuo nipote sta ancora una scrivania. Aspetta, fai sentire. Fai sentire un po' così, è meglio che lo fai sentire. Fai sentire a Felice, tu hai piacere di stare nell'albergo sai, fa piacere di stare nel collegio? Ma sicuro! Perché il collegio è la casa dell'educazione. Certo. L'educazione insegna la morale. La morale è la madre delle virtù. La virtù deve seguire la vita. La vita è il compenso della natura. La natura significa bellezza. La bellezza sta nella grazia. La grazia si ottiene con l'educazione e l'educazione si apprende in collegio. Bravo Don Celestino. Uè, tutte sentenze imparate a memoria, come avete detto? La grazia viene dalla bellezza, la bellezza viene dalla natura e nasce chi stu pesatura. Gigi ha detto lo pesaturo. Non lo fa ridere, Lascia dire. Permettete che studio un po' là seduto? Ma fate. Grazie. Felice, è una perla. Mica, ma tu l'hai visto bu? Signor, ha detto così la padrona sia Tarinda che lo sape pure lo costoso, Hai visto? Ti posso mai stare tranquillo, chi lo guarda non finisce male. Stiamo a sentire, stasera accompagna Don Celestino al collegio. A Don Celestino? Sì, signore. Mi sei mica ti dispiace, no? No. Ah, grazie. E vabbè, andiamo a vedere se mia moglie sta comoda di trasire. Ma secondo te è il modo questo di fare la moglie? Michele, tu ti sta zitti, capito sì o no? È sempre una bella figliola, capito? Mi tengo che non sei ambulante vicino. L'amore è un'emozione dell'anima causata dal movimento degli spiriti animali che la invita a congiungersi volontariamente
agli oggetti che appaiono ad essa convenienti. È proprio così. Allora, don Celestino...